Lascia l'auto accesa con il figlio di 8 anni dentro per qualche istante, 3 ladri rubano la vettura ma si schiantano subito e scappano, il piccolo è illeso per miracolo, i banditi arrestati nella notte. Un di furti a Noventa Padovana, il consigliere comunale della Lega Marcello Bano mette una taglia sul ladro seriale, 300 euro a chi possa fornire informazioni, c'è già una segnalazione, dice. Cammina di notte lungo la 4 nel Veronese, 50enne travolta e uccisa da un'auto, una tragedia con molti punti interrogativi. Scossa di terremoto nella notte con l'epicentro a Vigasio nel Veronese a 10 km di profondità, magnitudo 3.2, non si segnalano danni a persone o cose. Una violenta rissa tra giovanissimi in pieno giorno a Castelfranco, in azione una banda di minorenni, indagano i carabinieri. L'allarme degli avvocati penalisti contro la riforma della giustizia che porterebbe alla cancellazione della prescrizione, così avvertono, i processi non finiranno più anche per le vittime. Con l'inaugurazione della loggia incantata sono ufficialmente partite le manifestazioni del Natale trevigiano, un allestimento tra arte e design e un omaggio ai boschi del Bellunese. Compie 30 anni la Rosa Canina, cooperativa di Montebelluna che si occupa di formare per un lavoro giovani con disabilità. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, dunque in primo piano la cronaca e torniamo a parlare di sicurezza con un episodio che ha avuto il suo epilogo nella notte, nelle ultime ore, quando i carabinieri sono riusciti a arrestare 3 ladri dopo una caccia all'uomo durata tutta la notte. L'episodio inquietante è quello avvenuto a Candiana, siamo dunque nel Padovano, quando un uomo era andato con il figlio di 8 anni diverse ore prima a prendere un amichetto a fine allenamento ai campi sportivi, ha lasciato a quanto pare l'auto che era un'utilitaria con il motore acceso e il piccolo a bordo, e i 3 ladri quando hanno visto la vettura si sono precipitati nella vettura per rubarla. Uno di loro è uscito dall'abitacolo di una seconda vettura e si è messo al volante della macchina del padre di famiglia, che ha subito accortosi di quanto stava accadendo, si è aggrappato alla portiera ma non è riuscito a bloccare il malvivente in attimi davvero concitati. Il bandito è andato poi a scontrarsi con l'auto dei complici e il bimbo di 8 anni, fortunatamente, miracolosamente, è rimasto illeso, ovviamente sotto shock dentro l'auto. I ladri appunto sono poi scappati a piedi, ne è nata questa caccia all'uomo che ha portato poi all'arresto da parte dei carabinieri. Dunque un episodio davvero inquietante e che poteva finire decisamente peggio, che tiene alta la tensione sulla questione furti, come ad esempio, e sempre nel Padovano, a Noventa Padovana, un ladro seriale. Ricorderete, abbiamo mostrato ieri, fatto sentire le parole della donna, la titolare, la proprietaria dell'abitazione svaligiata, che ha postato su Facebook il volto e le immagini del ladro in azione nella sua abitazione. Bene, a Noventa Padovana il consigliere comunale leghista Marcello Bano ha deciso di mettere una taglia proprio sulla testa del ladro seriale e a quanto pare ci sarebbe già una segnalazione. Il bollettino dei furti a Noventa Padovana viene aggiornato quotidianamente. Sono oltre 50 i colpi messi a segno negli ultimi 10 giorni tra i quartieri di Noventana e Oltrebrenta, oltre al caso dell'ex consigliera comunale Sandra Giolo, che ha pubblicato su Facebook le foto del ladro che l'ha depredata di tutti i suoi gioielli. Sono decine le famiglie che hanno subito l'indesiderata visita dei ladri nelle ultime ore. Per questo il consigliere comunale della Lega Marcello Bano ha deciso di mettere una taglia, offre 300 euro di tasca propria a chi sarà in grado di fornire informazioni utili per individuare i malviventi. Una prima segnalazione è già arrivata. Ho già avuto delle segnalazioni, ho già avuto una segnalazione abbastanza circostanziata che trasferirò ai carabinieri su chi potrebbe essere e su dove vive, e mi aspetto che questa iniziativa possa aiutare a trovare questo delinquente, a cui invece di dargli 300 euro gli darei 300 legnate, perché veramente è una cosa vergognosa quello che sta succedendo a Noventa. La persona che ha iniziato, cioè che ha fatto questa segnalazione di questo presunto colpevole, comunque non li vuole, ha detto è il mio dovere, e per me è questa persona qua, abita in quella via là. La risposta del sindaco Alessandro Luigi Bisatto non si è fatta attendere, non è il Far West, ha detto il primo cittadino, che però si è già attivato in prefettura per chiedere un rinforzo per la caserma dei carabinieri. Io so che
Oggi le forze dell'ordine, che ringrazio, i carabinieri, la polizia, sono impegnate in cose più importanti, magari il furtarello dà fastidio, ma per chi lo subisce e gli portano via i ricordi di una vita è una violenza inimmaginabile. Io sono stufo di vedere persone anziane e anche disabili che piangono quando magari gli vado a portare la solidarietà. E adesso la tragedia consumatasi lungo la 4 nel Veronese questa notte. Una figura indistinta, nel buio, nel posto sbagliato e al momento sbagliato. Tanti interrogativi ancora da chiarire, ma una sola certezza: la tragedia. Ore 4:15 A4 tra gli svincoli di Verona Sud e Verona Est nel tratto in direzione Venezia. È qui che si consuma il dramma in pochi istanti, perché c'è una donna di circa 50 anni, identità ancora da stabilire, che sta camminando lungo l'autostrada in piena notte. Una situazione di altissima pericolosità che si rivela fatale. La donna viene infatti travolta e uccisa da un'auto. Immediato scatta l'allarme e sul posto accorrono subito l'ambulanza e l'automedica del SUEM 118, ma gli operatori non possono fare altro che constatare il decesso della donna. Tanti punti di domanda irrisolti, non si conosce ancora il motivo per cui la vittima si trovasse a piedi in autostrada, se fosse in stato confusionale o se la sua fosse una scelta vera e propria, anche se folle, ed è tutto da ricostruire la dinamica esatta dello scontro mortale. Sull'incidente indaga la Polizia Stradale di Verona. A proposito di questa terribile vicenda ci sono degli aggiornamenti. La prima è che ancora non c'è l'identità della vittima, ma si tratterebbe di un uomo, quindi non di una donna, una transessuale, che però al momento non è stato ancora identificato perché, come dicevamo, privo di documenti. La seconda, più importante, è che l'auto che l'ha travolta non si è fermata e quindi la Polizia Stradale sta anche cercando l'auto che l'ha travolta. C'è ancora invece poca certezza sulla dinamica di quanto accaduto, non è escluso che si possa trattare anche di un gesto estremo. Ovviamente le indagini sono affidate, come dicevamo, alla Polizia Stradale. Restiamo a Verona, nel Veronese, perché nella notte è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 intorno alle 3:30 a Vigasio, a 14 km da Verona. Nella dato notizia l'Istituto Nazionale di Geofisiche e Vulcanologia. L'epicentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Questo è accaduto nella notte, una scossa dunque di terremoto. Adesso a San Stino di Livenza, ma è una notizia che riguarda anche la Marca Trevigiana, perché i carabinieri hanno individuato il presunto stupratore di una ragazza di San Stino di Livenza. Il fatto è accaduto in una discoteca trevigiana, ce lo racconta la nostra Ilaria Marchiori al telefono. Ilaria. Buongiorno da San Stino di Livenza. I carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto autore dello stupro che è avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 novembre all'interno di una discoteca di Spresiano in provincia di Treviso. Si tratta di un 22enne pordenonese che non ha precedenti penali e che è stato denunciato alla Procura di Treviso per il reato di violenza sessuale, appunto. Gli investigatori non avrebbero dubbi, sarebbe proprio lui ad aver trascinato la vittima, una studentessa diciottenne di San Stino di Livenza, per poi abusarne. La ragazza si trovava nel locale con alcuni amici e durante la serata ha bevuto un drink e poi si è appartata con questo ragazzo nei bagni della discoteca. Dopo aver avuto un rapporto sessuale completo, i due si sono separati e l'indomani la ragazza dolorante si è recata accompagnata dai familiari al pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo, dove è stata visitata. Dopodiché l'hanno trasferita al Cafoncello di Treviso per un'analisi più approfondita delle condizioni e a quel punto è scattata la denuncia ai carabinieri, che hanno subito acquisito i referti medici del nosocomio trevigiano e poi raccolto le prime testimonianze delle persone che erano presenti alla serata in quel locale. Da San Stino di Livenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, restiamo nella Marca trevigiana con una violenta rissa tra giovanissimi accaduta a Castelfranco. Luogo, l'area nei pressi della stazione delle Corriere di Castelfranco. L'ora, le 13:30 circa. Una maxi zuffa tra giovanissimi studenti, la seconda in pochi giorni, sotto gli occhi di altri ragazzini impauriti e impietriti. I carabinieri stanno indagando dopo la denuncia del padre di un 15enne rimasto ferito nello scontro. Stando alle testimonianze dei presenti, si tratterebbe di una banda di minorenni capeggiata però da un ragazzo più grande che dopo la rissa si sarebbe dileguato in auto. Motivazione del raid? Per ora nebulose, ma probabilmente futili.
Che la situazione comincia a diventare preoccupante in città lo dimostra il fatto che il sindaco Stefano Marconna ha convocato una riunione congiunta con le forze dell'ordine nelle prossime ore. Soltanto pochi giorni fa, proprio a Castelfranco, l'episodio del 18enne salito sul tetto dell'autobus della Mom in atteggiamento di sfida, un gesto che aveva fatto il giro del web con il video della bravata del bullo capace di bloccare il traffico dei mezzi prima di essere denunciato. Una disavventura a lieto fine fortunatamente per una 52enne di Valle di Castelgomberto nel Vicentino, che ha resistito al gelo dopo che non era rientrata a casa ieri sera ed è stata trovata questa mattina per caso da un cacciatore che ha fatto scattare i soccorsi. La donna non era, dicevamo, rientrata nel suo alloggio, aveva provocato preoccupazione e sconcerto da parte dei familiari, soprattutto in considerazione delle temperature scese nella notte di alcuni gradi sotto lo zero. Su richiesta dei vigili del fuoco, attorno alle 1:30 è stato allertato il soccorso alpino di Recoaro Valdagno per iniziare le ricerche. Alle 6 le squadre sono rientrate per riprendere in forza le ricerche che appunto non avevano dato esito nella notte, e attorno alle 8 un cacciatore si è imbattuto nella signora scomparsa, che stava bene anche se visibilmente provata dal freddo. Un altro anziano protagonista del prossimo servizio, un anziano questa volta però vittima di una truffa nel Padovano. Hanno raggirato un anziano fragile incapace di difendersi. Per mesi gli hanno spillato soldi utilizzati per la ristrutturazione della loro casa. Circonvenzione di incapace, questo è il reato di cui devono rispondere due donne, madre e figlia, il cui processo è iniziato in questi giorni davanti al giudice monocratico di Padova. I fatti risalgono all'ottobre del 2017. Le due donne, che vivono a San Martino di Lupari, avrebbero approfittato della prostrazione fisica e mentale in cui si trovava un uomo loro conoscente, oggi 69enne, e sarebbero riusciti a farsi consegnare 19.000 euro prelevati dal conto corrente. Oltre a questo, il 69enne avrebbe pagato 3.000 euro per il rifacimento del bagno delle due e avrebbe intestato loro un'auto comprata dalle due donne per 100 euro, quando invece a lui giusto un mese prima era costata 2.800 euro. Adesso torniamo a parlare dell'allarme degli avvocati penalisti contro la riforma della giustizia che porterebbe alla cancellazione della prescrizione. Come va lì a Roma? Continua la nostra maratona oratoria, chissà che si cancelli questa riforma sciagurata. L'avvocato Federico Vianelli al telefono con i colleghi penalisti in piazza Cavour davanti alla Corte di Cassazione a Roma, mentre si alternano con la maratona oratoria. L'arte dell'eloquenza dalle aule dei tribunali si esibisce ora di fronte al palazzaccio contro la riforma della prescrizione e sui danni che la modifica potrà creare entrando in vigore dal prossimo gennaio. Avvocati sul piede di guerra che dal 2 dicembre ad oggi hanno inoltre deciso di astenersi anche dalle udienze in tribunale. Contrari alla riforma, sostengono, perché la prescrizione in Italia è uno strumento necessario proprio per difendere gli imputati dall'eccessiva lunghezza dei processi e delle indagini. La prescrizione, che è un istituto di civiltà che risale prima ancora del tempo dei Romani, assicura una certezza del diritto, una certezza dei tempi del processo. Una persona non può rimanere in balia dello Stato, della pretesa punitiva dello Stato per tutta la vita. Mette, salvo per i fatti più gravi naturalmente, mette uno stop. Senza questo stop non ci sarà più nessuna propulsione, nessuna spinta propulsiva, nessuno stimolo ad arrivare ad assicurare giustizia in tempi ragionevolmente brevi. L'obiezione più forte è che la prescrizione verrebbe annullata anche per gli imputati che venissero assolti in primo grado, mettendoli a rischio poi di attendere anni prima di un giudizio definitivo senza poter neanche contare sulla prescrizione. Per gli avvocati si rischia in questo modo un processo senza fine, dove a rimetterci saranno non solo gli imputati ma anche le persone offese, i danneggiati, tutti i protagonisti del processo del quale si saprà forse l'inizio ma non la fine. Cambierà molto e in peggio. Il processo penale in sé rappresenta una pena e il cittadino che si trova sottoposto alle tenaglie del processo penale si troverà sottoposto a una pena sine die a questo punto, cioè senza termine. E quindi chi ha subito un torto, chi ha subito un danno, non avrà una pronuncia a suo favore. Chi ha subito chi chiede un risarcimento del danno non lo conseguirà effettivamente. Torniamo a parlare adesso della riforma dell'Ater, perché nonostante le modifiche applicate dalla Regione, sindacati, inquilini e comitati tornano all'attacco per chiedere integrazioni al regolamento. Il 12 dicembre in Regione
iniziano appunto le discussioni proprio sul regolamento. La CGIL ribadisce: serve a Venezia introdurre la specificità. Il 12 dicembre ci sarà la commissione del Consiglio regionale che discuterà del regolamento. Noi saremo lì per chiedere cosa? Per chiedere che ci sia un regolamento che applica canoni adeguati, canoni sostenibili sulla base delle condizioni delle case, sulla base di quanto gli inquilini lì dentro hanno investito, sulla quantità e la mole delle spese condominiali, tutti elementi che vanno considerati per fare in modo che ci siano canoni sostenibili. Così il segretario generale della CGIL, Daniele Giordano, sintetizza le richieste contenute anche in un documento sulla questione ATER che si riapre. La prossima settimana, dopo le modifiche alla legge regionale, inizierà la discussione sul regolamento attuativo e sono molti i temi da affrontare. Una città come quella di Venezia che sta pagando un forte spopolamento dovuto alla mancanza di case, e per questo chiederemo anche una specificità per il territorio veneziano che non è presente nella legge e che non c'era nel regolamento, e chiederemo che le risorse derivanti da questa riforma vengano investite in un grande piano di edilizia residenziale pubblica per tutta la città metropolitana, ma in particolar modo per una città come quella di Venezia che ha un'emergenza casa che non è più sostenibile. I sindacati cantano vittoria per la modifica della legge regionale intervenuta ai primi di novembre. Abbiamo chiesto sin da luglio modifiche radicali alla legge che riforma l'edilizia residenziale pubblica, quella che riguarda le case ATER e le case comunali. È una legge che era sbagliata perché colpiva le persone sole, gli anziani, e faceva aumentare di 3 milioni di euro i canoni di locazione. Da qui è partita la protesta che non si fermerà, dicono ancora i sindacati. Abbiamo messo in campo insieme agli inquilini, insieme ai comitati, presidi, assemblee, manifestazioni, anche sotto il Consiglio regionale, per chiedere radicali modifiche alla legge. La Giunta ha ascoltato, è stata costretta ad ascoltare queste iniziative, tant'è che la legge è stata modificata. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo dalla nuova campagna di CAV, concessioni autostradali venete, per il 2020. Telepass gratis per i residenti delle province di Treviso, Padova e Venezia. Per i residenti che dal 7 di gennaio al 31 di marzo desidereranno farsi un nuovo abbonamento a Telepass, per un anno l'abbonamento verrà regalato da CAV. Basta coda ai caselli per entrare in autostrada o pagare il pedaggio. Una buona notizia per i residenti in tutti i comuni delle province di Treviso, Venezia e Padova. Facendone richiesta potranno avere in omaggio l'abbonamento Telepass per tutto il 2020. È la campagna per il nuovo anno di CAV, la società concessioni autostradali venete, che ha in gestione il passante di Mestre. Un'iniziativa per favorire l'utilizzo di questo strumento soprattutto per i pendolari, che risparmieranno così il costo del canone annuo. Il pedaggio ovviamente sarà a carico dell'utente. Una scelta, quella di regalare il Telepass per il 2020, che mira a sveltire il traffico diminuendo le code ai caselli, con benefici anche per l'ambiente. Speriamo che abbia successo, perché questo significa dare una mano all'ambiente con la fluidificazione del traffico e la minore emissione di biglietti di carta, e speriamo che poi, quando si è imparato ad andare velocemente anche ai caselli, insomma, poi negli anni successivi questi utenti restino fedeli al Telepass. A Montebelluna adesso, dove compie 30 anni la Rosa Canina, cooperativa che si occupa di formare per un lavoro giovani con disabilità. Scriviamo i lavori che dobbiamo fare e c'è scritto qua in che laboratorio siamo. Questo materiale viene messo dentro le impostine, poi dopodiché lo mettiamo dentro le scatole per le eclisse che fanno le porte scorrevoli. Quando che loro mettono i piolini e quando io li chiudo. L'impegno dei ragazzi, ognuno con il proprio compito specifico, con il sogno realizzabile di trovare un lavoro e di sviluppare la socialità. La Rosa Canina di Montebelluna da 30 anni è questo, un centro di lavoro guidato per persone con disabilità, formazione di primo e secondo livello, insegnare una manualità o affinare delle capacità che già esistono.
Si occupano di assemblaggi, di confezionamenti, di kit per la falegnameria o anche di gadget per birreria, birrificio artigianale, altre appunto lavorazioni di aziende del territorio. Una trentina di persone sotto l'occhio degli operatori, c'è chi poi è stato assunto dalle aziende all'esterno o che è diventato dipendente proprio della stessa cooperativa. Sto facendo 9+1, che sono 9 vitini queste qua, più un sacchettino di queste. Questo è il ferro, questo qua è la vite. La sto avvitando. Questo è un tappo, questo praticamente è un ferro zincato e praticamente va inserito dentro questo buchetto e poi c'è questo altro pezzettino di plastica piccolino che va inserito dentro al buchetto. 30 anni di attività che verranno festeggiati venerdì 13 dicembre in biblioteca a Montebelluna con il racconto della storia della cooperativa e una mostra fotografica, nel nome di tutti quei ragazzi che il loro sogno l'hanno realizzato. A Treviso adesso, perché con l'inaugurazione ieri sera dell'allestimento incantato della Loggia dei Cavalieri sono partite le manifestazioni natalizie nel capoluogo della Marca. Le luci, la vegetazione, le lanterne in vetro sotto le antiche arcate e l'atmosfera da fiaba è garantita. Con l'inaugurazione della Loggia Incantata sono ufficialmente partite le manifestazioni del Natale trevigiano, con un allestimento tra arte e design ed un omaggio ai boschi del Bellunese devastati l'anno scorso dalla tempesta Vaia. La Loggia dei Cavalieri è tornata a splendere. Parte un calendario ricco di eventi, ci tengo a sottolineare tutti gratuiti per i nostri cittadini perché vogliamo che questa sia un'occasione di condivisioni e di comunità, approfittando dell'atmosfera del Natale che ci rende tutti un po' più buoni. Suggestiva la scenografia intitolata La rinascita del bosco, per una dedica alle popolazioni del Bellunese devastate l'anno scorso dalla tempesta Vaia. A loro verrà dedicato questo Natale perché hanno saputo rialzarsi e proprio la rinascita del bosco vuole essere questo sfondo che noi diamo a questo Natale che è ecologico e tanto benefico. La rinascita del bosco perché vogliamo dimostrare la nostra testimonianza, così come tutti l'anno, ai paesi e alle città colpite dalla tempesta Vaia, ma anche un messaggio per l'ambiente. Siamo tutti parte di un unico ecosistema e la responsabilità di ognuno di noi proteggerlo. E proprio le tematiche della biodiversità e della salvaguardia dell'ambiente associate alla magia saranno al centro delle molte iniziative del periodo natalizio dedicate soprattutto ai bambini. Il Natale però ovviamente è anche divertimento, quindi ogni venerdì, sabato e domenica sotto la loggia ci saranno spettacoli teatrali per bambini, reading teatrali, la cantata alla luna e anche un appuntamento particolarmente bello l'8 dicembre dalle 11 di mattina alle 4 di pomeriggio per tutti i bambini ci sarà l'Eco Scuola di Magia. Cosa vuol dire l'Eco Scuola di Magia? Il team di Master of Magic insegnerà a tutti i bambini la magia del riciclo, ovvero come fare dei piccoli giochi di prestigio con oggetti riciclati. Natale significa anche presepe e lo sapete che torna come ogni Natale la nostra rubrica, il tuo presepe. Allora vedete in sovraimpressione le modalità per contattarci, per segnalarci la vostra creazione, redazione@antena3.it, la mail 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per i video, per mandarci i video e le foto. Alcune informazioni per chi ci manda i video del proprio presepe: se usate uno smartphone dovete effettuare le riprese tenendo il telefono, ricordatevi, in orizzontale. Se inviate la segnalazione via mail, fornite una breve descrizione del presepe, inserite i vostri dati, l'indirizzo e il numero di telefono, perché noi poi vi contatteremo e in quel caso verremo da voi a riprendere la vostra creatività. L'altra invece opzione è quella di un video realizzato da voi che ci arriva in redazione e con quel video poi realizzeremo il servizio. Adesso vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al Meteo. Festività dell'8 dicembre all'insegna di condizioni meteorologiche stabili, anche se la domenica risulterà piuttosto grigia. La situazione nel dettaglio.
Sul Veneto ampi spazi di sereno sui rilievi bellunesi, nubi basse ed occasionali nebbie in pianura e nelle valli prealpine, specie durante le ore più fredde della giornata. Precipitazioni assenti, salvo per occasionali piovigini alla sera sulle aree meridionali della nostra regione. Temperature minime tra -4 e 3 gradi, valori massimi compresi invece tra 7 e 9 gradi. Situazione sostanzialmente simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole sui rilievi, qualche addensamento e cielo poco nuvoloso invece sui restanti settori. Temperature minime tra -1 e 7 gradi, massime tra 7 e 10 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove invece sarà una splendida giornata all'insegna del sole con cielo, vedete, sereno. Temperature minime sotto zero, massime sui 9 gradi. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.